Beh, quest'anno possiamo dire che noi siamo particolarmente orgogliosi di aver avuto il patrocinio del Parlamento europeo, perché Vicino Lontano, come voi sapete, ogni anno inserisce una riflessione sull'Europa. Ed è grazie a voi che noi ci sentiamo prima di tutto, grazie a tutti voi, che noi ci sentiamo prima di tutto cittadini europei e poi tante altre cose. Per questo quest'anno ci sentiamo particolarmente, avvertiamo questo patrocinio con orgoglio e con riconoscenza, perché il Parlamento europeo è la nostra rappresentanza istituzionale e politica. Per cui io sono particolarmente contento quest'anno di parlare di Europa come un'utopia ragionevole. Attenzione, non si tratta soltanto di un ossimoro, ma si tratta di rimettere in primo piano il discorso dell'utopia. Perché? Perché l'utopia è stata un po' abbandonata come un grande racconto desueto. Lyotard è un maestro al riguardo. Però adesso si è sostituita una ideologia altrettanto antistorica che nessuno conosce e che non viene mai, cioè di cui nessuno tiene conto, e che è la cosiddetta ideologia conservatrice. Cos'è questa ideologia? È quello di dire il futuro è uguale al presente, mentre l'utopia, voi sapete, è dire il futuro deve essere diverso dal presente. Qui ho due insigni storici che possono insegnare a tutti noi che una storia ben fatta deve presupporre un passato, un presente e un futuro come strutture differenziali. Quindi diremmo che l'utopia oggi è necessaria per ristabilire un minimo di storicità ad un'ideologia conservatrice che si ostina a pensare il futuro come continuazione del presente. E siccome l'Europa è un'eccedenza nel tempo e nello spazio, noi vogliamo entrare nei cardini stessi di questa utopia per provare a renderla ragionevole. In questo devo ringraziare prima di tutto la nostra ospite che veramente ci ha fatto un dono meraviglioso nel venire qua. Sappiamo che vola da un continente all'altro continuamente per i suoi impegni istituzionali, per cui devo dire che per noi è un grande onore averla qui e ne siamo molto contenti. Thank you. Perché Vicino Lontano è sempre attento a queste dinamiche mondiali, non a caso il vicino e il lontano sono coniugazioni non solo geografiche, ma politiche ed antropologiche. Di qui comincerei subito il dibattito dando la parola a Guido Kreins, che è uno storico che voi ben conoscete, per dirci ma perché oggi è la festa dell'Europa? Ce lo puoi riassumere questo grande problema? Sì, soprattutto che cos'era la dichiarazione Schuman e cosa anticipava. Anticipava una vera utopia che sembrava impossibile, la comunità del carbone e dell'acciaio, cioè la messa in comune di strumenti fondamentali. Gli strumenti della guerra vengono messi al servizio della pace, diceva la dichiarazione Schuman. Con essi le guerre diventeranno non solo impensabili, ma impossibili. Ecco, questo, se ci pensate, era una cessione enorme di sovranità. Per capire adesso, all'università facevo fatica a far capire agli studenti l'importanza del carbone, ma per capirla bene tenete conto che 4 anni prima, non 4 secoli prima, 4 anni prima, per avere garanzia di carbone, l'Italia aveva firmato un patto con il Belgio che non ci fa onore. Uomini contro carbone, fu detto. Il Belgio ci insegnava a fornirci carbone, noi mandavamo lavoratori italiani nelle miniere da cui i belgi fuggivano. 10 anni dopo, nel 1956, la tragedia di Marcinelle fece capire a tutti il costo che si era pagato. Una cessione enorme di sovranità, ma allora non ci furono reazioni nazionalistiche, perché era sotto gli occhi di tutti le tragedie, le devastazioni della guerra. Sarà diverso, lo dico come parentesi, e si collega a un'altra cosa che diceva Nicola, sarà diverso dopo... sarà diverso per i paesi dell'Est.
perché dopo la caduta del muro di Berlino questi paesi dopo decenni avevano riconquistato la sovranità. Chiedergli di nuovo della cessione dei pezzi, nel momento in cui l'ha riacquistata, dare di nuovo indietro dei pezzi, la reazione psicologica fu diversa, inevitabilmente diversa, e forse sottovalutammo questo aspetto. Dovevamo tenerne maggior conto per non lasciare via libera alla demagogia degli urbani. Ma l'altro aspetto che c'entra con noi e con il nostro percorso della dichiarazione Schuman diceva l'Europa si farà passo dopo passo con atti di solidarietà economica concreta. Ecco, noi abbiamo capito nel corso di questi anni che la solidarietà economica concreta è fondamentale. Lo vedemmo anche di recente, al tempo del Covid. Non era scontato il recovery fund, ce lo siamo dimenticati, ma non era scontato. Ecco, se quella scelta non fosse stata fatta, parleremmo di un'altra Europa. Quindi la solidarietà economica concreta è assolutamente fondamentale, ma non è sufficiente. E qui di nuovo ritorno ad altri temi che indicavi tu. È attribuita a Monnet, ad altri, a Jack Lang, la frase «se dovessi ricominciare, ricomincerei dalla cultura». Ecco, questa è una riflessione che molti hanno fatto. Non è sufficiente la solidarietà economica concreta, la ricostruzione dell'Europa deve partire anche da una costruzione culturale. Fu a lungo sottovalutato. Nel 2005 vennero 2 segnali d'allarme, i referendum costituzionali di bocciatura in Francia e Olanda, e allora negli uffici di Bruxelles si mise all'ordine del giorno questo aspetto, intervenire anche sulla costruzione culturale, sulla cittadinanza culturale, sulla costruzione di una cittadinanza europea. Habermas parlava di opinione pubblica europea, educazione culturale europea, e questo è uno dei temi che ha trattato molto bene nel suo libro Aldo Schiavone. Grazie. Io partirei subito da Tetsky Grid. Di solito quando c'è un approccio politico all'Europa, tutti parlano di un'esigenza sistemica, come se la nuova geografia internazionale ci obbligasse in qualche modo ad essere europei, perché tanto se continuiamo a fare piccole nazioni non sopravviviamo. Quindi secondo lei è soltanto questa esigenza sistemica, oppure l'Europa è anche un'eccedenza della ragione? Cioè non dobbiamo pensare in grande per farlo? Sì, dobbiamo sempre pensare in grande, anche se provengo da un piccolo paese, quindi siamo diversi rispetto all'Italia. Mi scuso per non parlare italiano, ho studiato latino per 6 anni, riesco a seguire, ma ovviamente mi scuso per non conoscere la vostra lingua. L'Europa è sempre stata un sogno, e la bellezza di un sogno è che ti spinge ad andare oltre. Quindi devi sempre perseguire. La perfezione non appartiene a questa vita. Arriviamo ad un sistema, un contratto sociale, nato per produrre vantaggi economici, per la sicurezza degli scambi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Germania è stata integrata in questa costruzione solida, ma gli ideali politici di una sovranità condivisa per un'identità europea con diversità culturale. Come sapete, l'olandese medio è diverso dall'italiano medio, eppure abbiamo in comune gli stessi valori quando si tratta del rispetto di norme, di leggi, di dignità umana, di protezione sociale. Tutto questo contratto sociale è la responsabilità di ogni Stato. Non è un'utopia. Quello che è cambiato negli anni recenti è che i politici, e sono stata una di questi per quasi 7 anni pro-europea, hanno cercato di schermarsi, di nascondersi dietro Bruxelles quando le cose diventano difficili, quell'indirizzo anonimo a cui potete dare la colpa per tutte le cose che non vanno, per tutte le delusioni, per le vostre incapacità di produrre un guadagno economico oppure un'agenda sociale più ampia. Quindi Bruxelles è un facile capro espiatorio, ma gli Stati membri sono lì, decidono, hanno la loro voce, possono esprimere la loro voce. Il fondo per il coronavirus è stato un esempio che ha dimostrato che possono sistemare le cose insieme perché è per il bene comune, il bene collettivo. La politica dell'Europa quindi è diventata sempre più in conflitto. E con te, Nicola, vorrei dire però che è importante nel mondo che
valutiamo razionalmente che non possiamo più affidarci agli Stati Uniti come l'abbiamo fatto finora, né nella NATO né come alleato, perché non si trattano gli alleati nel modo in cui siamo stati trattati, quindi è una scelta politica, è una scelta sociale ed è una questione di sicurezza per l'identità dell'Europa, per rinforzare il mondo, per poter rinforzare i nostri beni, il nostro patrimonio, la cultura, la diversità del pensiero, l'esperienza sono essenziali. Ma qui l'Europa deve diventare quindi un attore globale, non dal pagatore globale all'attore globale. Questa è la posta in gioco in questo momento. Come la mettiamo col pensiero europeo e il pensiero occidentale? Tu hai scritto un libro sulla mancanza di pensiero dell'Occidente, anche se sei un tifoso dell'Occidente. Ma insomma, il pensiero europeo è in rotta di collisione oppure può ancora salvarsi anche nella direzione di una civiltà che lei già ha indicato, come insieme, come compatibilità di culture diverse? Allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro e alzare un po' gli occhi dal presente, dalla quotidianità. Noi tutti, voi, noi tutti, siamo coinvolti in una esperienza storica che non ha eguali nella storia di tutta la specie umana. Noi dobbiamo partire dall'eccezionalità senza confronti di questo momento per orientarci su ciò che c'è da fare. Questa eccezionalità è data da quello che io chiamo un salto di civiltà, un salto di civiltà che porterà l'umano oltre se stesso, porterà alla costruzione di un nuovo umano. Ebbene, questo salto è stato preparato da 2 secoli di storia, da 3 secoli di storia, nella quale l'Europa ha avuto un ruolo decisivo. È da questo che bisogna partire. Senza l'Europa noi non saremmo dove siamo. Questo salto di civiltà è dato dall'enorme accumulo di potenza tecnologica che abbiamo acquistato e da quella che acquisteremo nei prossimi decenni e che già si comincia a intravedere. Nelle biotecnologie, in quelle che chiamiamo intelligenza artificiale, nella capacità generale di trasformare l'ambiente e la natura intorno a noi. L'inizio di questa rincorsa verso questo salto di civiltà è accaduta alla fine del XVIII secolo, con la prima rivoluzione industriale, che è stata accompagnata da uno sviluppo di pensiero europeo senza precedenti e senza eguali. Pensate cosa è stata in pochi decenni l'illuminismo francese, l'economia politica inglese, la filosofia classica tedesca, tutto nel giro di pochi decenni. È cambiata la storia dell'intero pianeta, la storia d'Europa e con lei la storia dell'intero pianeta. Poi 2 tremende guerre civili europee, quelle che noi conosciamo come il primo e il secondo conflitto mondiale. L'emergenza di quella che è stata chiamata da un grande filosofo europeo l'immane potenza del negativo, che a volte si esercita, che a volte emerge nella storia d'Europa, ha travolto tutto questo. Ha travolto tutto questo. Noi dobbiamo essere in grado di rimetterlo insieme, perché non si costruisce un mondo globale senza la presenza dell'Europa e senza la presenza del suo pensiero. Questa mancanza sta già creando dei danni gravissimi. Dobbiamo costruire il cantiere Europa. Voi, i giovani che sono seduti in questa sala, devono costruire il cantiere Europa, il cantiere della nuova Europa, cominciando dai grandi assi lungo i quali si costruisce una identità. La difesa, la fiscalità,
non la cessione di sovranità, espressione sbagliatissima, la costruzione di una nuova sovranità. È così che bisogna metterla. E per fare questo ci vogliono idee e leader. E noi in questo momento non abbiamo né idee né leader. Dobbiamo ricostruirle, rimetterle insieme. Un grande pensiero e dei leader capaci di interpretarlo. Questo sarà il compito delle nuove generazioni. Ma loro ce la potranno fare anche se noi che stiamo per uscire di scena, noi vecchi, riusciamo in qualche modo a consegnare, a trasmettere un quadro che stia ancora in piedi. Ce la possiamo fare. Grazie. Professor Ferraioli, lei quando scrive mi dà sempre più coraggio, devo dire, perché mi dà una sensazione di essere un cittadino attivo. E soprattutto quando parla di questa Costituzione mondiale, a me pare di essere di fronte, qui veramente di fronte ad un visionario, e poi ci ripenso e dico, ma tutto sommato questa globalizzazione del diritto è frutto di un pensiero europeo. Cioè, ci vuole dire un po' di più su questo campo? Cioè, come il pensiero europeo del diritto della compatibilità è diventato patrimonio dell'umanità, fino ai diritti dell'uomo? Ma direi che il progetto di una Costituzione della Terra non è un'utopia, è semplicemente l'attuazione di principi, di diritti che sono già stabiliti in tante carte internazionali e che sono precisamente il frutto del pensiero europeo, del costituzionalismo, quale si è sviluppato in tanti secoli, appunto negli ultimi 2-3 secoli di storia. Purtroppo ciò a cui stiamo assistendo è un passaggio d'epoca, ne parlava Schiavone, che non ha precedenti, perché per la prima volta nella storia dell'umanità è possibile l'estinzione del genere umano se non ci sarà un risveglio della ragione. Stiamo assistendo a due grandi flagelli. Da un lato il flagello della guerra, di guerre illegali. Siamo dominati da pochi autocrati, Putin, Trump, Netanyahu, e da pochi multimiliardari, senza limiti, che non ammettono limiti e controlli. Nel momento più drammatico in cui per l'appunto il flagello della guerra e della possibile degenerazione della guerra in un conflitto nucleare può portare all'estinzione dell'umanità. E soprattutto la questione ecologica. Nello spazio di 2 secoli, se non ci sarà un risveglio della ragione, e cioè un diritto in grado di limitare lo sviluppo ecologico insostenibile, la Terra diventerà inabitabile, tra atroci sofferenze. E dobbiamo domandarci che cosa diranno i nostri nipoti, che cosa potranno mai, non dico perdonare, ma capire e comprendere la nostra idiozia per aver trasformato questo straordinario pianeta in un inferno. Ebbene, di fronte a questa deriva, le alternative esistono, sono già tracciate nelle tante carte costituzionali, solo che queste carte sono parole, in assenza di garanzie. E la garanzia della pace è la messa al bando delle armi. Sembra una cosa così utopistica, ma sarebbe sufficiente anche una convenzione internazionale come quella sulla schiavitù, come quella contro la tortura. Mettere al bando le armi. Senza le armi le guerre sarebbero impossibili e crollerebbe il numero degli omicidi, 500.000 di omicidi all'anno, l'80% dei quali con armi da fuoco. E dobbiamo essere consapevoli che in ogni guerra e in ogni assassinio c'è la corresponsabilità morale di questi produttori di morte. Una corresponsabilità al confine con il concorso penale per dolo eventuale, perché queste armi sono destinate ad uccidere. E lo stesso vale per la natura. Occorre stabilire un demanio planetario, sottrarre al mercato i beni comuni e vitali della natura, le grandi foreste, l'acqua potabile,
e ovviamente i diritti fondamentali attraverso l'attuazione di diritti già stabiliti in tante carte e quindi un servizio sanitario mondiale, un reddito di sussistenza e ovviamente un fisco globale. Tutto questo può sembrare un'utopia, però è l'unica alternativa per l'appunto ad un processo autodistruttivo. E direi che qui l'Europa ha un'enorme responsabilità e un enorme ruolo che può svolgere. Innanzitutto l'Europa potrebbe diventare popolare assumendo diritti che sono stabiliti nella Carta di Nizza, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma non sono garantiti. Questa Carta parla di diritto alla salute, di diritto all'istruzione. Pensiamo alla popolarità che avrebbe l'Unione Europea se introducesse un reddito di sussistenza di tutti i cittadini d'Europa e un fisco globale attraverso il quale garantire per l'appunto questo reddito, oltre che una salute, un sistema sanitario in rapporto di sussidiarietà con i sistemi locali. Naturalmente tutto questo richiede ovviamente un mutamento delle politiche europee, che sono state politiche assolutamente, diciamo, suicide, che hanno prodotto dissenso e che hanno provocato il consenso viceversa nei confronti delle culture anti-europeiste, dei sovranismi e dei nazionalismi, che per l'appunto puntano sulla inefficienza o comunque sull'inutilità dell'Europa. L'Europa diventerebbe popolare se diventasse anche un'Europa sociale, attuando diritti che sono già stabiliti nella sua Carta istitutiva, e otterrebbe prestigio e credibilità non tanto armandosi oppure sostenendo i vincoli di bilancio, ma per l'appunto promuovendo, potendo dare l'esempio. È stato un miracolo che 27 paesi che in passato si sono combattuti in guerre e divisioni, mostrare che una unificazione del mondo è possibile, attuando per l'appunto quei principi pace e diritti fondamentali che sono già stabiliti nel diritto internazionale e rispetto ai quali si tratta di introdurre le loro garanzie, che sono la parte attiva, la parte essenziale della normatività costituzionale, senza le quali i diritti rischiano di rimanere semplice retorica, per di più fastidiosa, perché non è vero che c'è l'uguaglianza nel mondo, c'è disuguaglianza nonostante i tanti diritti proclamati. E a questo costituzionalismo dell'uguaglianza ancora inattuato va aggiunto un costituzionalismo della sopravvivenza. I beni naturali, vitali da tutelare, per l'appunto la biosfera e la biodiversità, e i beni micidiali da sopprimere. E questo è il progetto, non c'è nulla di nuovo, sempre si è passati dall'ancien regime allo Stato di diritto, dal fascismo alla democrazia, attraverso limiti e vincoli imposti a poteri selvaggi. E questo occorre fare oggi più che mai, perché lo stato di natura odierno è molto più autodistruttivo dello stato di natura di qualunque altra epoca. Poi citeremo qualche passaggio della sua Costituzione che fa venire i brividi a tutti, ma intanto abbiamo capito due cose fondamentali, mi pare. La prima è che l'Europa non si costruisce con una sola cultura, no? Ma la sua pluralità è ricchezza. L'altra è che l'unico strumento di compatibilità non è neppure la politica, ma è il diritto, mi pare di capire. Ma allora... Non si sente. Come? Si sente un po' male. Si sente un po' male. Dicevo, allora si pone un problema che riguarda la funzione stessa di Europa nel mondo. Cioè, se l'Europa è un sistema di compatibilità inserito in un sistema di diritti, cambia anche lo scenario internazionale, cioè non è che possiamo diventare un polo opposto agli altri, ma anche lì dobbiamo cercare un altro ruolo, è quello di una mediazione tra i grandi sistemi
oppure c'è qualche altra via? Domanda la politica. Tu che dici, Sigrid? Beh, sono cresciuta in un'epoca in cui lo Stato di diritto, l'ordine internazionale stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale con gli Stati Uniti, ma anche con i paesi europei, era, diciamo, un ruolo protagonista, e quindi si usava il soft power e l'hard power per stabilire un sistema secondo dei principi, ma dobbiamo ammettere anche in maniera selettiva in base a nostro piacimento. Quindi il diritto internazionale non è mai stato coerentemente applicato ovunque nel mondo nello stesso tempo. Se consideriamo gli stati del sud del mondo, non c'è nessun singolo paese o cittadino che dirà quegli europei sono stati equi, giusti in tutti i conflitti. Non lo diranno. Ho lavorato a Gaza dal gennaio 2024 alla fine di luglio 2025. Non è un singolo palestinese che dirà «Oh, che bello, l'Europa mi ha sostenuto, mi ha difeso o ha difeso il diritto internazionale». Questo si potrebbe ripetere in molti altri conflitti, in altre situazioni di conflitto. Quando parliamo quindi del sistema che ci piace, che sosteniamo, siamo stati, lo diciamo perché siamo stati i maggiori beneficiari di questo sistema nel commercio, nella finanza, nella mobilità, nella protezione e nel contratto sociale. In un periodo che qualcuno chiama un periodo di transizione, il presidente finlandese lo ha definito un periodo di rottura. Sono un po' agnostica, devo dire che lo percepisco come un periodo di caos e credo che il professore a Roma lo ha detto chiaramente. Siamo governati non solo da autocrati, ma anche da cleptocrati. Il potere, l'avidità e l'usurpazione del potere, anche attraverso mezzi democratici, è un fenomeno molto pericoloso, amplificato dall'accesso agli algoritmi, all'intelligenza artificiale, che è nelle mani di pochi miliardari, che non cercano appunto di sostenere i valori universali nello stesso modo in cui ci si aspetterebbe da loro. Quindi tra la rottura e la transizione, torno all'Europa, non preoccupiamoci troppo di altre parti del mondo, ma noi dobbiamo aiutare a stabilire questo Stato di diritto. C'è sempre un momento in cui c'è una rinascita politica e quindi non si parla solo di demografia, di popolazione che invecchia in Europa e del dibattito molto tossico alle spese di molti migranti che ricercano l'asilo politico, ma è la rinascita dell'Europa che dobbiamo osare di sognare più in grande, cioè per affermarci. Vogliamo far sentire la nostra voce a livello mondiale. Questo comporta dei rischi. Il rischio di offendere l'amministrazione attuale a Washington. Quindi dovremmo essere un po' al riparo dagli insulti che abbiamo ricevuto. Dobbiamo andare oltre, investire nel modo giusto, difenderci, proteggerci. Quindi c'è questa visione, non solo un'utopia, ma abbiamo bisogno di leadership e ancora di leadership. E non si tratta di vincere le prossime elezioni o avere sondaggi molto favorevoli. Abbiamo bisogno di coraggio nelle nostre azioni, nella difesa dei valori, nel difendere gli altri e non inciampare, non calpestare gli altri perché si può fare. La responsabilità è molto più importante del potere. Il potere è un concetto povero, la responsabilità ha bisogno di spalle larghe, di etica, è sempre di mettersi al posto degli altri, nei panni degli altri per poter trovare un compromesso. Non è utopia, ma è un compromesso come un modo per migliorare costantemente. E non da ultimo, la Cina è già qui. È una potenza ovviamente che si sviluppa sempre più. L'India è un paese magnifico con una storia molto antica come lo è l'Egitto, la Nigeria. Essere fieri di essere europei non significa essere orientalisti o europacentrici. Siamo tra tanti, dico, e quindi questo sistema è una galassia con molte opportunità. Ma per essere in quella galassia spero davvero che avremo la stessa bussola morale
che vuol dire quindi che deve venire anche da noi europei. Solo essere europei non ci rende pacifici, non ci rende meno razzisti in una società islamofobica o antisemitica. I valori sono più grandi, diciamo, di questi vecchi ismi. E questa è questa ricerca attuale. Certo, c'è la finanza, c'è la tecnologia che possono essere gestite, ma qual è l'obiettivo di questo? Questo è l'interrogativo più grande da farsi. Beh, io dico che se fonda un partito europeo lei, io mi iscrivo subito e vengo a fare il militante. Con queste idee, mamma mia. Ero leader di un partito. Bene, no, quello che colpisce è che mentre tutto il mondo parla ancora di utopia, qua c'è una realtà drammatica che, voglio dire, ci minaccia continuamente. Ma no, io dico sempre che esiste un antropocene non solo nei confronti dell'ecologia, ma anche nei confronti dei rapporti sociali, nei confronti delle grandi disuguaglianze. Perché? Perché persino i diritti sono diventati utopici ormai nel tempo che viviamo. Quindi, voglio dire, per questo l'Europa è passata di moda, perché abbiamo perso tutti noi l'esigenza dei diritti e di avere diritti. Vorrei tornare su questo punto con lo storico, perché la cosa è mi intriga molto. Ma come si fa a superare le difficoltà di cui tu facevi cenno prima su questi punti nodali, cioè sul potere degli stati, sui nazionalismi? Cioè ci sono ancora delle difficoltà anche di carattere grosso, di spessore culturale, ma anche di spessore sociale molto, molto. Secondo te qual è l'ordine di priorità da mettere in conto? Sì, io sono molto d'accordo con le cose dette poco fa. Chi non è d'accordo? Parto assolutamente da Perfetto. qui, sembrano assolutamente fondamentali. E mi è venuta in mente un'altra definizione di Europa, la nozione di Etienne Balibar, l'Europa come impossibile necessario, ancora più impossibile e ancora più necessario oggi. Ancora più necessario Trump, rimando Un'esigenza sistemica. E ancora più impossibile perché abbiamo di fronte delle incognite enormi. Ci attende l'incognita delle elezioni francesi e tedesche. Abbiamo tirato un respiro di sollievo per Orbán, ma la Bulgaria ci ha detto subito che non era così, e poi c'è Fico nella Repubblica Ceca. Persino in Polonia, dove abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo con la vittoria europeista, insomma, le elezioni presidenziali hanno nominato un presidente sovranista. Fra l'altro, per capire quanto è importante per loro, per i sovranisti, l'uso del passato, strumentale del passato, ricordo di sfuggita che Nawrocki, l'attuale presidente polacco, cioè il sovranista, insomma, che si contrappone a Tusk, nel suo curriculum c'è la presidenza dell'Istituto della Memoria Nazionale, cioè l'istituto costruito dai sovranisti polacchi per raccontare una storia in cui la Polonia era martire ed eroe e tutto il resto del mondo e il resto dell'Europa era contro di lei. Quindi l'uso del passato per distruggere l'Europa è molto forte. Credo che manchi il contrario, che non siamo adeguati a contrapporci alle falsità, insomma, di queste narrazioni, una costruzione di una narrazione che tenga conto dei conflitti, delle conflittualità, ma vada molto oltre. E in questa stessa direzione credo sia molto importante capire le radici delle crisi che abbiamo superato. Le radici delle crisi via via superato. Qui mi ha aiutato uno sguardo ai dibattiti precedenti di vicino lontano, perché Nicola forse ricorderai, lo presiedevi tu anche in quell'occasione, nel 19 discutemmo il dibattito del 19 era i molti germi di una crisi. C'era Jan Zielonka che aveva pubblicato poco prima un libro dal titolo Disintegrazione, si riferiva all'Europa e cercava di capire come contrapporci, eccetera, mentre Krastev aveva pubblicato un libro che si chiama Gli ultimi giorni dell'Europa. Ma poi soprattutto ricordo, lo accennavo prima, nel 2020. Nel 2020 il Covid ci fece fare 2 appuntamenti, uno online molto ridotto a maggio, e in quel dibattito c'era Lucio Caracciolo, partecipai anch'io, e c'era un pessimismo enorme. I sondaggi facevano paura.
il Recovery Fund non era ancora stato approvato e non ancora sicuro che venisse approvato. Era un momento di enorme sfiducia nel futuro. Nell'appuntamento di ottobre il clima era diverso, ma il titolo di quel dibattito, Franca Rigoni se lo ricorderà, era "Perché l'Europa non scalda più i cuori", che appunto, d'accordo, abbiamo superato a fatica questa enorme crisi, non suscita più emozioni, non scalda più i cuori, non suscita più emozioni. E poi appunto con Goldner e Rupnik e Tonia Mastrobuoni, Europa alla prova, eccetera. Ecco, per rendere l'Europa un'utopia ragionevole, diciamo, è necessario sciogliere alcuni nodi. Dicevo prima, costruire un'opinione pubblica europea. Vedete, Habermas ha insistito molto, Schneider, cito due intellettuali che ci hanno lasciato si è lasciato di recente e che all'Europa pensavano molto. All'indomani della caduta del muro, dell'allargamento, alla fine del 2005, Schneider fece un articolo su Repubblica che diceva, con un grido d'allarme, diceva: io non vedo oggi il clima che si respirava nell'Europa del 1945, con un dialogo enorme di intellettuali di paesi che si erano combattuti fino al giorno prima, inglesi e tedeschi, francesi e italiani, eccetera. Ecco, quel fervore intellettuale io non lo vedo. Se questo fervore intellettuale non c'è, io credo che l'Europa sia persa. Ecco, io credo che dobbiamo partire da qui. Credo che l'accentuazione sia nella costruzione, sia sul versante del dialogo culturale, della costruzione di incontri culturali, ma anche della formazione culturale. Vedete, io sono molto preoccupato perché ho letto di recente le indicazioni didattiche, adesso sono uscite anche quelle per i licei. Solo apparentemente, è stato criticato perché mette al centro l'educazione europea, non è vero, cioè nel senso a parole sì, ma è un'educazione italocentrica quella che viene al centro. E per Europa si intende soprattutto Europa occidentale, con una enorme, vabbè, lo faccio esempi perché altrimenti il tempo scorre. Io credo che appunto recuperare la centralità della scuola e della formazione scolastica. Vedete, noi, è evidente che c'è una differenza da allora. Negli anni 60, quando diventai europeista, io al liceo, c'era un enorme fervore di scambi. A Udine viveva un fervore particolare di scambi, di gemellaggi con altre città europee. Scoprivamo un mondo, Ecco, siamo ancora molto indietro. Siamo andati semmai indietro rispetto ad allora e la scuola può essere l'elemento centrale per la ricostruzione. E poi ci sono alcuni nodi da sciogliere. In primo luogo anche qui c'è uno scheletro nell'armadio, è la necessità della unanimità per le decisioni. Come superarlo? Si parla da moltissimo tempo però di Europa a 2 velocità o a cerchi concentrici, eccetera. Perché non si è? Però dobbiamo fare i conti col fatto che non si è fatto un passo avanti in questa direzione, perché i paesi che sono contro a un elemento di assunzione di solidarietà non vogliono neanche che gli altri abbiano rapporti più stretti, perché si sentono di serie B. E allora questo però non possiamo tenerselo nell'armadio, anche quest'altro scheletro. Sembra di ripiego la via si usa un termine pessimo che ci ricorda una brutta cosa, insomma i volonterosi, ci ricorda l'intervento a fianco degli Stati Uniti in Iraq. Ma forse il coordinamento volontario è una strada da percorrere su alcune questioni con più decisioni e con più iniziativa, ma se non sciogliamo questi aspetti, se non prendiamo di petto anche il nodo di dove vengono prese le decisioni, nel Consiglio europeo come oggi che ha prevalso progressivamente, cioè nel luogo dove sono rappresentati i singoli Stati, o nella Commissione europea, come era in passato, e con una maggiore, dove appunto, certo che si è nominati dalle nazioni, ma si deve avere uno sguardo europeo, si deve far prevalere uno sguardo europeo. E anche senza sciogliere questo nodo, secondo me, è difficile andare avanti. Quindi, appunto, per rendere ragionevole l'utopia, per rendere possibile un impossibile che appare sempre più necessario, io credo che questi siano alcuni nodi da sciogliere con coraggio politico e culturale. Per darvi un'idea di come il professor Ferrajoli pensa il mondo, leggo dalla quarta di copertina di questo libro Per una Costituzione della Terra.
Una Costituzione della Terra non è un'utopia, è l'unica strada per salvare il pianeta, per affrontare la crescita delle disuguaglianze e la morte di milioni di persone nel mondo per fame e mancanza di farmaci, per occuparsi del dramma delle migrazioni forzate, per difendersi dai poteri selvaggi che minacciano la sicurezza di intere popolazioni con i loro armamenti nucleari. Addirittura lui ha immaginato una Costituzione della Terra. Vi leggo solo l'articolo 97. Viene introdotta un'imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui redditi delle persone fisiche superiore alla somma equivalente degli odierni $500.000 e una somma equivalente agli odierni di almeno il 10% sulla parte dei medesimi redditi superiore ad una somma equivalente all'ordine del $1.000.000, di almeno il 20% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente a $2.000.000, di almeno il 40% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente degli odierni $4.000.000 e dell'80% nella parte dei medesimi redditi superiore ad una somma equivalente agli odierni $8.000.000 l'anno. Questo è l'articolo 97 del progetto di Costituzione della Terra. Professore, ma questa è follia o lei ha avuto una visione? Queste sono le proposte di Piketty, le proposte di tanti altri economisti, non c'è nulla da inventare, si tratta semplicemente di applicare il principio secondo cui occorre sottoporre ad imposizione fiscale grandi ricchezze che oggi pagano meno imposte di un operaio. La ricchezza di questi multimiliardari si raddoppia ogni 4 anni e attualmente questi multimiliardari possono fare addirittura meno della sfera pubblica in quanto controllano e gestiscono direttamente informazioni e comunicazioni. Pensiamo al fenomeno di Elon Musk. Allora io vorrei dire che la vera utopia è l'idea che il mondo possa sopravvivere continuando a distruggere la natura, a produrre armi e ovviamente guerre, a favorire la concentrazione di capitali che non ammettono limiti e vincoli e si stanno in realtà impossessando della terra. Di fronte a miliardi di persone accomunati viceversa dagli stessi diritti sulla carta e comunque dagli stessi pericoli, dalla stessa condizione di sudditanza. E allora io credo che questa è la vera utopia, che viene presentata come realismo, non ci sono alternative. È un realismo volgare perché trasforma in fenomeni naturali quelli che sono fenomeni artificiali, la politica, l'economia, il diritto, e viceversa nega i fenomeni naturali. È una frase di Trump, quella secondo cui la questione ecologica è la più grande truffa del secolo. C'è un negazionismo delle grandi emergenze, in parte per l'incapacità di affrontarle, in parte per gli interessi immediati, perché queste persone, a cominciare da Trump, pensano unicamente ad arricchirsi e ad aumentare il loro potere, e in parte per il crollo della partecipazione politica di un'opinione pubblica mondiale all'altezza delle grandi catastrofi che stanno minacciando il futuro dell'umanità. Il progetto di una Costituzione della Terra serve soltanto a mostrare che l'alternativa è possibile, non mi faccio illusioni, non penso affatto che questa Costituzione potrà facilmente realizzarsi. Serve soltanto a dire che l'alternativa esiste, è addirittura obbligatoria se prendiamo sul serio le tante carte internazionali e soprattutto è necessaria e urgente. E l'Europa dovrebbe avere un ruolo enorme perché non dobbiamo stupirci della sua impopolarità sia all'interno dell'Europa fra gli europei e sia all'esterno, perché anche l'Europa non ha attuato le tante dichiarazioni, a cominciare dai diritti sociali e anche dai 2 principi sui quali è nata, e cioè l'uguaglianza, la fine dei campi di concentramento, la fine del razzismo
e per altro verso la pace. L'Europa ha un debito enorme nei confronti del resto del mondo. È l'Europa che ha inventato il diritto di emigrare, Francisco de Vitoria, 1539, quando si trattava di legittimare la conquista. E questo diritto era accompagnato dal diritto di muovere guerra contro l'illegittima resistenza al legittimo esercizio del diritto di emigrare, cosa che è stata fatta. Abbiamo un genocidio all'origine dell'umanità. Nel continente americano sono state distrutte 2 civiltà e circa 80 milioni di persone alla fine del secolo XVI erano ridotte a 5 milioni. E per 4 secoli il diritto di emigrare è stato alla base delle colonizzazioni e John Locke lo identificava come la norma di chiusura del liberalismo. La sfera pubblica deve tutelare la vita contro gli omicidi, ma non garantire la sopravvivenza, perché si può sempre sopravvivere tornando alle campagne e comunque emigrando nelle terre incolte d'America, perché c'è terra del doppio, del triplo dei suoi abitanti, scriveva nel 1690. Oggi il diritto di emigrare si è capovolto nel reato di emigrare. E questa è una delle più grandi vergogne di cui è responsabile l'Europa. L'Europa, che per 4 secoli ha invaso il resto del mondo, oggi nei confronti dei discendenti, di quanti sono stati vittime della tratta degli schiavi, delle colonizzazioni, vengono trattati in maniera disumana. C'è un suprematismo e un razzismo che si sta riproducendo in maniera, diciamo, esplicita, dichiarata negli Stati Uniti, ma in maniera sotterranea il nostro governo, tutti i governi europei sono contro l'uguaglianza. Cosa significa essere contro il diritto di emigrare? Star contro l'uguaglianza, perché quel diritto sta scritto in tante carte, nella dichiarazione del 48, perfino nella Costituzione italiana, e noi lo stiamo negando, ovviamente offrendo lo spettacolo della nostra contraddizione con i diritti fondamentali a tutto il resto del mondo. L'Europa avrebbe un solo modo per diventare popolare: aprire le frontiere, dare l'esempio, attuare i diritti sociali. Non credo che potrà mai essere una potenza, per così dire, credibile sul piano militare o sul piano economico. Lo potrà essere soltanto, diciamo, facendo valere, a cominciare dall'Europa stessa, quei valori che proclamiamo e che sono soltanto retorica, tanto quanto vengono sostanzialmente violati. Grazie. Ci sono 2 cose che mi colpiscono molto, molto. La prima è che l'emergenza è talmente forte che uno dice: ma cambiare è un'utopia, e come facciamo a restare così? Ma ve l'immaginate? Stiamo con la guerra, siamo tutti sti disastri e dobbiamo pur continuare a stare così. Seconda riflessione. Siamo passati, e qui ti volevo coinvolgere, siamo passati da un discorso dei diritti a un discorso di valori. Questo chiama molto in causa la cultura, un nuovo tipo di pensiero. Un sistema di valori si costruisce anche con un'ortopratica dei diritti, ma non solo. Che ci vuole ancora? Sì. Ci vuole innanzitutto, per rispondere proprio immediatamente alla tua domanda, ci vuole una strategia e ci vogliono idee nuove. Cosa voglio dire? È emerso dagli interventi di oggi pomeriggio un dato importante, e cioè che un'idea forte c'è oggi di come si costruisce il mondo globale senza l'Europa. Un'idea forte c'è.
ed è quella che si può andare ad una quasi completa o completa privatizzazione del pianeta, ad una completa privatizzazione del pianeta, consegnando le nervature del pianeta, le nervature dal punto di vista della tecnologia, delle comunicazioni, della produzione di ricchezza immateriale, che oramai è la vera ricchezza del pianeta, tutta in mani private, con, attenzione, un aggancio fluido con alcune grandi statualità, diciamo di tipo imperiale, gli Stati Uniti, innanzitutto, forse un domani la Cina, l'India, creare cioè una specie di terreno di intreccio comune, statuale e privato, alcuni stati che fanno esattamente da guardiani, guadagnando naturalmente, avendo il loro tornaconto, mischiati, intrecciati a grandissimi poteri privati. Questi stati molto meglio se governati da autocrazie. Quindi l'idea qual è che abbiamo di fronte? È che tutto il pianeta può essere governato da questo intreccio, diciamo, pubblico-privato, che forma una specie di grandioso comitato d'affari. Nella sua rozzezza l'idea del Board of Peace di Trump, questo è. Un grande comitato d'affari in cui non si capisce bene dove finisce il privato e dove comincia il pubblico, volutamente, rispetto al quale la democrazia non serve a niente, è un ferro vecchio, appartiene al passato, a un passato della storia dell'umano che non serve più e che se invece tutti i popoli della terra si affidano a questo, chiamiamolo comitato d'affari pubblico-privato, comitato d'affari della gestione privata o privatistica del pianeta, poi alla fine staranno tutti meglio, alla fine avranno tutti quanti qualcosa da guadagnare. Quindi lasciatevi pure andare. Questo è un disegno forte ed è un disegno che va molto al di là di Trump. Trump finisce. Questa idea è molto, come dire, precedente e sarà molto successiva a Trump, durerà. È l'idea che noi dobbiamo combattere. Come la combattiamo? Come la combattiamo? Noi diciamo in modo, come dire, ovvio, con la democrazia. Però pensate solo una cosa, che questa idea è un'idea globale, che combatte, si vince, costruisce la sua rete su un terreno planetario. Di contro, le politiche democratiche sono ancora tutte chiuse dentro le prigioni dei singoli stati. Non c'è un'opinione pubblica politica, non dico mondiale, ma nemmeno europea. Nemmeno europea. Questo crea una dissimmetria di potere, capite? Una dissimmetria di potere enorme, enorme. Fin quanto questa dissimmetria esiste, politiche e democrazie chiuse nelle gabbie nazionali, nelle gabbie statuali, e invece un'idea di governo privato del mondo, che è già mondiale, che lavora già in una prospettiva globale, non c'è speranza, la partita è perduta. Questo è, come dire, il realismo di cui abbiamo bisogno. Quando io dicevo nel mio precedente intervento dobbiamo aprire un cantiere Europa, questo cercavo di dire. Dobbiamo, come dire, partire dai fondamenti e dire che cosa facciamo, da dove dobbiamo cominciare a lottare se vogliamo creare un fronte di democrazia che si opponga a quest'idea privata del mondo e capisca che invece la globalizzazione è il nostro futuro, ma che è possibile costruire una globalizzazione democratica del pianeta, non solo dell'Europa, ma del pianeta, E questa è la sfida a cui noi siamo chiamati. E in questa sfida io credo che la cultura europea abbia una parte importante, ma per fare questo bisogna innanzitutto ricostituire una intellettualità europea. L'Ottocento europeo è stato da questo punto di vista un secolo molto negativo, perché ha lavorato molto sulla nazionalizzazione delle culture, della letteratura, della filosofia, del pensiero politico.
Non è stato così il Settecento, non è stato così il Seicento, per esempio. Noi dobbiamo cominciare a fare questo lavoro di denazionalizzazione delle nostre opinioni pubbliche e della nostra cultura e anche del nostro diritto, per tanti versi. C'è un'idea forte di universalità del diritto. Non voglio toccare questo punto che ci porterebbe lontano, ma come dire, ci sono state due grandi culture giuridiche, due grandi modelli di diritto che si sono confrontati tra l'8 e il Novecento in Europa. Un modello che diceva il diritto è il sangue e la terra, il diritto nasce, bisogna localizzare, chiudere, perché il diritto questo è come la lingua, il sangue, la terra, la patria, chiudiamo. E invece un'idea del diritto come universalità, come forma universale, come forma alla quale riesce ad appagare se stessa solo se non ha confini, se non quelli dell'umano nella sua interezza. E allora, tra questi modelli quale scegliamo? E come possiamo fare per rendere, come dire, il modello dell'universalità, il modello dell'inclusione, dell'universalità, il modello vincente? Non ci sono soluzioni e non ci sono, come dire, vie brevi, strade veloci, degli escamotage con i quali si fa, come dire, con un colpo di scena si rovescia il tavolo. Bisogna costruire sapendo che abbiamo molta fretta, perché il disegno avversario, il disegno, diciamo così, ecco, quello sta andando avanti e noi dobbiamo fare, come dire, presto, con calma ma presto, velocemente ma con calma, per costruire, come dire, dei grandi antidoti. Io credo che, ripeto, io credo che ce la possiamo fare. Questo non è ottimismo della, come dire, ottimismo della volontà contrapposto, no, a questo pessimismo della ragione, no. Io credo che la specie umana è una specie molto fortunata. Noi potevamo, se riavvolgiamo il film della storia della specie umana, avremmo sicuramente un risultato diverso, lo riproiettassimo da capo, avremmo sicuramente un risultato diverso da quello che abbiamo oggi qui. Qui forse ci sarebbero i dinosauri, o ci sarebbe più probabilmente il vuoto assoluto, la mancanza di vita, perché questa è la regola dell'universo, l'assenza di vita. E invece siamo qui noi, in questo pianeta strepitoso, brulicante di vita e di pensiero. E finora complessivamente questa storia ci ha portato avanti e non indietro. Se vincesse l'idea di cui abbiamo parlato, avremmo un arretramento spaventoso dell'umano. Ecco, io non credo che questo sia il nostro destino. Io credo che nel nostro futuro c'è una strada diversa rispetto a questo spaventoso, drammatico arretramento dell'umano che ci riporterebbe indietro di migliaia di anni, ci riporterebbe, come dire, fuori dalla nostra storia, Io credo invece che alla fine sarà la nostra storia a vincere. Grazie. Sigrid, tu hai parlato di cleptocrazia, hai parlato di una assenza globale, i nodi stanno venendo al pettine, non solo in termini di cleptocrazia, ma di privatizzazione del mondo, di privatizzazione del sapere, dietro cui, voglio dire, il vecchio sistema europeo dello Stato sociale è saltato a piè pari. Però di quell'idea resta qualcosa, no? Ne accennava adesso il professore. Nel senso che resta una capacità dell'umano di regolarizzare e di, come dire, di fare nuove regole e nuovi valori. Mi chiedo, ma da un punto di vista politico, cosa pensi tu bisogna fare? Cioè, per ricominciare a fare questo lavoro spaventoso e questo impegno di cui parlava lui, non ci basta più essere
mettere la bandiera dell'Europa vicino a quella dell'Italia, anche perché se mettiamo solo quella dell'Italia rischiamo di essere confusi con persone con cui difficilmente vorremmo trattare. Ma mettendo la bandiera dell'Europa basta la cittadinanza europea da anteporre al nazionalismo, basta, non c'è bisogno di uno sforzo in più da fare anche a livello politico. Tu che dici? Cosa pensi? Data la tua esperienza internazionale. Prima di tutto credo che i simboli sono belli ma non bastano. Sono belle espressioni ovviamente, scusate non sono un'antropologa, forse per quanto esperta di politica, che ha lavorato, che ha un'esperienza politica, il simbolismo può essere anche un insulto, perché è una decisione, sì ok, io ho la bandiera europea, ma tutto quello che faccio nella mia legislazione, nelle mie azioni, nei miei ostacoli, come il professore ha anche detto, è contraria alla visione, alle idee, agli accordi che abbiamo da mettere in pratica. Quindi la bandiera dopo che tu te la sei guadagnata, può essere come dire, un qualcosa per ricordarci. Abbiamo bisogno di una strategia, potrei essere pessimista un po' da questo punto di vista, pensando appunto all'impegno ecologico e anche alle leggi, diciamo, del confine planetario. Dobbiamo avere una scelta di fare. Cosa vogliamo fare? Guidare il processo, reinventare, investire? Vogliamo essere onesti politicamente? Non può essere un più, come dire, è un gioco anche a somma zero, ma ogni scelta che volete fare ha una perdita. Che cos'è, diciamo, una delocalizzazione oppure una presa di posizione a livello collettivo che deve contribuire in maniera diversa? Adoro l'idea di questa tassazione globale, ho un'esperienza appunto anche come Ministro delle Finanze, si tratta di una decisione molto importante, l'equità, la redistribuzione, l'importanza del contributo sulla base del reddito e la fine dello sfruttamento. Oggigiorno sappiamo che la maggior parte delle persone raddoppiano, triplicano la loro ricchezza grazie al sistema finanziario, non con il duro lavoro. Quindi il valore del contribuire deve essere ridefinito. Ora, azioni pratiche. Beh, nei paesi bassi abbiamo l'acqua e l'energia eolica, quindi non abbiamo le vostre bellissime montagne. La strategia ha bisogno di pianificazione, di impegno e ha bisogno di responsabilità. La responsabilità non la si trova non solo nelle elezioni, ma con una voce più forte per le comunità, per i cittadini che si possono organizzare con un'influenza più diretta su ogni singola fase del percorso. E le finanze sono uno strumento molto potente. I bilanci hanno importanza. Non pensavo di doverlo dire alla fine della mia carriera politica, ma per cambiare a livello nazionale o internazionale dobbiamo avere controllo dei flussi finanziari per dirigere gli interessi, perché purtroppo la politica non è solo visione e direzione, sono interessi fondamentali. Il mio ultimo monito sarebbe, lo sappiamo tutti, la politica populista è erosiva e corrosiva. Intendo che rischia di rimanere per molto tempo. I politici populisti nei partiti di estrema destra o di estrema sinistra soffriamo di più dei politici di estrema destra. La Brexit nel Regno Unito è stata un'opzione di estrema destra. I britannici ora votano per le riforme. La Brexit è stato un fallimento economico e sociale per il Regno Unito. Lei ha citato anche la Francia, l'anno prossimo ci potrebbe essere Bardella o Marine Le Pen come presidente. Questa è la corrosione, questi partiti, anche se sconfitti nelle elezioni, iniziano a alimentare l'immaginazione, formano dei blocchi e sono una specie di cancro metastatico nella vita politica, culturale e democratica. Quindi devono essere combattuti nelle urne
con investimenti adeguati. Dobbiamo creare le alternative e le alternative devono essere tangibili, visibili per le persone, affinché le persone ci credano. E questa non è la bandiera, non basta la bandiera. Potete mettere la bandiera, ma purtroppo il funerale dovrà essere pagato da qualcun altro. Deve essere quindi un processo tangibile fin da ora. E dobbiamo comunicare in maniera diversa, riuscire a comunicare i benefici di essere nell'Europa. Quindi dare meno la colpa a Bruxelles, ma mettere in evidenza ogni giorno come tutti noi riusciamo a guadagnare dei vantaggi vivendo in un'Europa che è ancora vitale, che esiste, ma è un lavoro duro di ogni giorno. Bisogna coltivarlo costantemente, con una visione strategica a partire dall'utopia ai sogni che potrebbero non essere realizzati, ma sappiamo che ci siamo e continuiamo a crederci. Una provocazione diretta. Tutti dicono che l'intelligenza artificiale è un latrocinio del sapere pubblico fatto dai privati che poi ci guadagnano sopra. Si potrebbe fare una cosa europea di intelligenza artificiale, in cui è l'Europa che organizza e non il privato, e non il Bezos di turno? Perché non lo proponi? Beh, abbiamo la legge sui servizi digitali, ad esempio, quindi anche questa proposta di una tassa globale ovviamente non ha avuto successo con il ritorno di Trump. Sì, lo possiamo fare come Europa, ma siamo un po' in ritardo. Siamo troppo divisi e si tratta di gestire l'urgenza con prudenza, ma avremmo dovuto agire anni fa. E il ritmo con cui si sviluppa l'intelligenza artificiale è così impressionante che se riuscissimo a metterci insieme ora con tutti gli investitori non saremmo comunque in grado di essere in vantaggio. Ma dobbiamo farlo, quindi dobbiamo ripulire, creare lo spazio, ma è una corsa. È un movimento continuo, è una direzione di viaggio. La risposta quindi è sì, ma dobbiamo tenere gli occhi aperti. Grazie. Guido, l'Italia come è messa su questo clima? Su questo piano di innovazione, di volontà, di nuova cittadinanza, di pensiero europeo, visto che quest'anno abbiamo anche un altro anniversario molto importante su cui tu hai scritto. Come vedi l'Italia rispetto a tutto questo sistema? Ma lo vedo con le difficoltà che abbiamo tutti di misurarci con questi problemi. Vedi, mentre parlavamo, a me è venuto in mente un libro per cercare una risposta, una via possibile. La privale, ma non vale solo per l'Italia. Mi sono venute in mente due cose soprattutto. Una è un libro del 1882 di Ernest Renan, Cos'è una nazione?, dove diceva l'esistenza di una nazione è un plebiscito che si rinnova ogni giorno, vale anche per l'Europa. E senza questo plebiscito che si rinnova ogni giorno, il futuro dell'Europa vale per il come è vissuto in Italia, ma non solo in Italia, a noi naturalmente ci riguarda l'Italia. La seconda sono scritti degli anni 30, sono le conferenze che Stefan Zweig faceva nel corso per l'Europa, avvertendo l'avvicinarsi dell'incubo, quello che lo avrebbe portato poi anche al suicidio. Vedeva il crollo del mondo di ieri e capiva cosa sarebbe succeduto. E pensava all'Europa, Stefan Zweig, e diceva bisogna partire dai giovani. Bisogna costruire per il futuro e in questa previsione immaginava un grande Erasmus, un Erasmus che andasse ben oltre l'università, che coinvolgesse anche le scuole medie superiori, eccetera. Dice, se non si costruisce Europa in qualche modo, se costruisce Europa con questa generazione, noi non faremo nulla. E sono scritti che, ripeto, scriveva Stefan Zweig negli anni 30, avvertendo, che si leggono con grande emozione. E poi, per concludere, il titolo di Utopia ragionevole, il termine usato anche da Robert Menas, Le Monde demain, e in questo libro Menas scriveva che questo non vale solo per l'Europa, non si tratta di capire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma se siamo in grado di riempirlo di nuovo. Ecco, questa è la domanda e il compito che abbiamo di fronte. Grazie.
cito una frase di Schuman: l'Europa non potrà farsi una volta soltanto, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto solidarietà ed uguaglianza. Beh, mi pare che dobbiamo ancora partire per questo processo, o no? Sì, per certi versi sì, però se mi permetti una riflessione. Cioè io sento sempre parlare di libertà, Sì. Di uguaglianza non ne parla più nessuno. E come facciamo? Questo è vero, questo sposta il discorso. Due osservazioni, velocissime, 2 osservazioni. La seconda sarà proprio sull'eguaglianza. Dunque, l'Italia è il paese europeo che ha al suo interno il maggiore pluralismo di identità. L'Italia è un mosaico di identità. I friulani ne sanno bene qualcosa perché la loro è un'identità in molti sensi, la vostra è un'identità in molti sensi di frontiera. Eppure, a fatica, con molti errori e in modo incompleto, noi siamo riusciti a costruire una totalità. Noi Italia, noi Paese, siamo riusciti a costruire bene o male una totalità di questo intreccio, di questo pluralismo, come dire, fortissimo, di questo pluralismo violentissimo di identità. Quello che noi abbiamo fatto, noi italiani tendiamo sempre a sottovalutare quello che noi abbiamo fatto. Questo modello storico di come noi siamo riusciti a costruire un paese, perché bene o male questo lo abbiamo fatto, lo possiamo dire, siamo riusciti a costruire un paese senza soffocare, senza schiacciare questi 1000 pluralismi della nostra storia. Questo io credo che in qualche modo rappresenti un modello per l'Europa. Quello cioè di come far convivere insieme, senza arrivare a una somma zero, ma invece, come dire, potenziando, moltiplicando le identità, chiamiamole locali, dentro un disegno che le comprende tutte quante e in qualche modo le esalti. Questa è una strada. L'eguaglianza. La globalizzazione. Ecco, qui vorrei dire una cosa controcorrente. La globalizzazione ha avuto costi pesantissimi per la parte del pianeta che l'ha avviata e l'ha promossa, cioè per l'Europa e per gli Stati Uniti, perché è stata anche mal gestita e mal condotta. Ma noi questo non lo possiamo dimenticare. A livello planetario l'eguaglianza non è diminuita, è aumentata. L'eguaglianza del pianeta a livello globale, come tutti sanno chi guarda le statistiche, è aumentata, non è diminuita. Il pianeta oggi è più uguale di quanto non fosse 50, non diciamo 100 anni fa, non ne parliamo nemmeno, ma anche 50, anche 60 anni fa. È che questa unità e che questa maggiore eguaglianza del pianeta, gli Stati Uniti e l'Europa e soprattutto alcune classi sociali negli Stati Uniti e nell'Europa l'hanno pagata pesantemente, ingiustamente. Quindi il problema oggi non è quello di, come dire, di porsi il problema di incrementare l'eguaglianza a livello planetario, ma di fare in modo che i motori della globalizzazione, gli Stati Uniti e in una certa misura anche l'Europa, paghino di meno il prezzo e in particolare che alcune classi all'interno degli Stati Uniti e dell'Europa paghino di meno il prezzo della globalizzazione, che è un problema molto delicato di politica economica, ma è un problema risolvibile. Però io credo, noi oggi, quando parliamo di uguaglianza, non dobbiamo guardare soltanto al cortile di casa, dobbiamo guardare di nuovo all'intero pianeta e fare i conti nel bene e nel male con quello che sta accadendo, certo nel cortile di casa, certo dentro casa nostra, ma anche a quello che succede nell'intero pianeta, dove per la prima volta in questi decenni miliardi
non migliaia o milioni, miliardi di donne e di uomini hanno per la prima volta alzato la testa, guardato il cielo e pensato che la loro vita non si riduceva a trovare il cibo da mangiare la sera in una lotta che cominciava ogni mattina e si ripeteva, ma che la loro vita era qualcos'altro. Questo noi non dobbiamo dimenticarlo, mai. Professor Ferrajoli, visto che lei ci ha abituato a rendere pensabili le utopie, addirittura a costituzionalizzarle, ci indica una stradina piccola da fare, da percorrere, per cominciare almeno a pensare, ad invertire il nostro pensiero e le nostre azioni dal considerarci prima europei e poi tutto il resto? Ci dice una strada concreta dall'alto della sua esperienza? Io credo che dobbiamo essere consapevoli del fatto che i poteri che contano si sono trasferiti fuori dai confini nazionali. I grandi poteri economici globali sono fuori dai confini senza una sfera pubblica alla loro altezza. Schiavone parlava di privatizzazione del mondo. E allora o il diritto si porta all'altezza di questi poteri selvaggi e globali, o il costituzionalismo esce dai confini nazionali, o la democrazia esce dalle sovranità statali e assumiamo l'umanità come la vera polis odierna, oppure siamo condannati inevitabilmente all'autodistruzione. Non parlo semplicemente del dominio e della privatizzazione del mondo, ma all'autodistruzione, perché il riscaldamento climatico, ogni anno produciamo più anidride carbonica dell'anno precedente e la transizione ecologica non è mai iniziata. E allora dobbiamo essere consapevoli che questa alternativa è improbabile e tuttavia è possibile. Io capovolgerei la vecchia tesi sull'intelligenza, il pessimismo della... Io credo che ci sia un ottimismo della volontà, perché è abbastanza ovvio, razionale quel che bisogna fare, e cioè allargare il costituzionalismo ai poteri privati. Nella storia del nostro diritto pubblico, del nostro diritto costituzionale, le Costituzioni sono nate come limiti e vincoli ai poteri politici, perché il mercato, l'economia, questo è un grosso equivoco concettuale che risale a Locke, è stato concepito come libertà, che non richiede dunque limiti e vincoli. Quando viceversa questi sono oggi i veri poteri rispetto ai quali i poteri politici sono degli strumenti e la democrazia consiste unicamente nel legittimare ogni 5 anni l'esistente e nel reprimere la protesta e il dissenso pubblico, sociale, politico. E allora o noi allarghiamo il costituzionalismo a livello globale in direzione dei poteri economici oltre che dei poteri politici, a garanzia dei beni vitali e fondamentali oltre che dei diritti fondamentali. Il linguaggio dei diritti è insufficiente a fronteggiare il problema della guerra e il problema dell'ecologia. È necessario un costituzionalismo dei beni fondamentali da tutelare e dei beni micidiali da porre al bando. E l'Europa naturalmente potrebbe, se il ceto politico non fosse così, diciamo, subalterno a politiche per l'appunto populiste e demagogiche, se prendesse sul serio i propri fondamenti. L'Europa è nata dall'antifascismo, è nata su 2 parole, su 2 principi fondamentali, l'uguaglianza e la pace, che sta contraddicendo, perché le politiche di riarmo sono politiche insensate. Si parla di una possibile guerra con la Russia e un riarmo non sarà mai in grado di eguagliare le 6.000 testate nucleari russe, 50 delle quali sono sufficienti a distruggere l'umanità. Quello che è necessario è un'iniziativa di pace
prendere sul serio questi principi che sono scritti nelle tante carte internazionali, a cominciare dalla Carta dell'ONU. E soprattutto l'idea, diciamo, che si possa continuare a distruggere la natura, noi facciamo parte della natura, senza autodistruggersi, questa è la vera utopia regressiva. E io credo che rispetto all'esperienza passata abbiamo una sola risposta, che è precisamente denunciare come non solo criminale, illegale, le violazioni del diritto internazionale, non solo le violazioni per commissione, ma anche le violazioni per omissione. E cioè la pace si garantisce mettendo al bando le armi, quello che diceva Papa Francesco. Tutti siamo d'accordo nel denunciare i mali, ma quello che è necessario è fare una proposta concreta. E la proposta concreta, per quanto diciamo difficile, per quanto possa sembrare irrealistica, è il massimo di realismo. O portiamo il diritto all'altezza dei poteri selvaggi, oppure i poteri ci divoreranno, e si divoreranno, perché abbiamo di fronte 2-3 secoli e poi l'umanità, compresi i ricchi e potenti, finirà per esistere. Non si può campare a 50-60 gradi. Questi mutamenti climatici sono stati in passato, ma sono durati milioni di anni e non decenni. Ed oggi, nello spazio di 2-3 secoli, rischiamo che l'umanità, adesso, se la politica e il diritto non consiste nel progettare il futuro, non consiste nell'affrontare queste sfide globali, la politica ha finito di esistere, insieme alla ragione. E l'unica cosa che conta sono gli interessi, per l'appunto, dei pochi multimiliardari che stanno aumentando le loro ricchezze in maniera esponenziale. Sì, certo, è ridotta la povertà, però la disuguaglianza è aumentata. È ridotta la povertà, è aumentata l'aspettativa di vita, figuriamoci. Però ci sono ancora 800 milioni di persone che soffrono la fame. Ci sono appunto i migranti che scappano dalla miseria e che vengono trattati. Insomma, il fatto stesso che di fronte alle guerre di Trump l'indignazione per l'aumento del prezzo della benzina e non viceversa per le 6-7 mila morti che ormai questa guerra ha prodotto è il segno del fatto che non c'è il senso dell'uguaglianza. Si salva il colonnello rimasto in Iran come una grande impresa e si ignora le 180 bambine che sono state distrutte il primo giorno della guerra. Questo significa che c'è un suprematismo occidentale, europeo, che è alla base, diciamo, del disprezzo per il diritto, del disprezzo per la persona umana, della logica della guerra, della logica del più forte. E allora o la cultura politica e giuridica innanzitutto progetta il futuro, la cultura giuridica prima che la politica, perché la politica non farà mai niente se non ci sta un progetto, oppure siamo destinati a, per l'appunto, estinguerci. Grazie. Mi pare che il professore abbia indicato la conclusione a cui dovremo tutti arrivare. Se prima il costitutivo doveva democraticamente finire nel costituzionale, la Costituzione oggi si antepone alla costruzione. Cioè o ripartiamo dalla costituzionalità di una regola oppure siamo fritti. Diciamo perché questo, l'opposizione non è più... Se la Costituzione, il costituzionalismo è un sistema di limiti e vincoli, Certo. di controlli giudiziari, a poteri altrimenti selvaggi e a garanzia dei diritti e dei beni fondamentali, o si porta all'altezza degli attuali poteri assoluti, sia politici che economici, costruendo una sfera pubblica alla loro altezza e a garanzia della sopravvivenza del genere umano e quindi in grado per l'appunto di fronteggiare le grandi sfide, oppure il costituzionalismo, la nostra bella Costituzione italiana, perfino l'Europa, servono a poco e sono destinate ad essere travolti appunto da questa
deriva, che è una deriva della ragione, cominciamo a dirlo, perché è del tutto irrazionale questo processo, Certo. perché è un processo suicida. Grazie. Dunque, io purtroppo devo chiudere, lascio a Sigrid la conclusione. Molto è stato detto, credo, quindi bisogna agire. Quelli che lasceranno questa stanza, questa chiesa magnifica, potrebbero portare con loro un'idea, prenderla come la loro responsabilità, gestirla, parlarne, fare in modo che ciò succeda, che si traduca in fatti. Quindi il costituzionalismo è favoloso, ma nello stesso tempo dobbiamo cambiare i comportamenti, influenzare la politica con questi piccoli sassolini che diventino pietre di costruzione. Dobbiamo essere quindi responsabili, essere responsabili dei limiti del controllo, altrimenti ci troveremo l'anno prossimo, discuteremo di nuovo dell'Europa con un punto di partenza ancora peggiore. Io mi preoccupo del cambiamento, il cambiamento è nelle nostre mani. Grazie. Un solo commento finale. Io credo soprattutto che questa costituzionalità garantisce regole e, come diceva il professore, ci allontana dal selvaggio, che è il vero grande pericolo. La vie sauvage è sempre una deriva possibile e per evitarla bisogna riacquistare il gusto costituzionale anche della bellezza e di tutto ciò che ci circonda. Grazie e buona serata.